Realmonte promuove il Blue Fish Day, che è la giornata dedicata al pesce azzurro. È un'iniziativa nel corso della quale partner, comune e ente organizzatore propongono le 1000 sfaccettature attraverso le quali conoscere e gustare il pesce azzurro. Siamo gli organizzatori di questa manifestazione, che siamo giunti al secondo anno, alla seconda edizione. Blue Fish Day promuove il pesce azzurro siciliano. Quest'anno tra l'altro abbiamo diversi partner, abbiamo l'Associazione Legumi di Sicilia, il Parco della Dieta Mediterranea, insomma abbiamo diversi partner che stiamo cercando di coinvolgere quanto più persone possibile, quanto più associazioni possibile, per cercare di promuovere tutti i prodotti tipici che noi abbiamo. Il pesce azzurro è la base fondamentale della dieta mediterranea, ecco perché è presente il Parco della Dieta Mediterranea, ma quest'anno la particolarità è che abbiamo anche inserito i legumi. Ieri abbiamo fatto una puntata all'Accademia Valparadiso, che tratta uno dei migliori oli che ci sono in provincia di Agrigento, quindi dare il taglio di quello che è la promozione dei prodotti all'interno del proprio territorio. Qua siamo nella fantastica Scala dei Turchi, quindi promuoviamo anche il territorio. Questo è quello che poi è la nostra mission. Realmonte ancora una volta si manifesta nella sua capacità di attrarre turismo e di farlo anche valorizzando quello che è il cibo. Questa sera Slow Fish è una serata importante dedicata al pesce azzurro e il comune di Realmonte c'è. Sì, il comune di Realmonte non poteva mancare, noi diciamo sempre che siamo nella direzione della bellezza, e questa è bellezza perché è promozione di un territorio, è promozione di un territorio con i prodotti che quel territorio ha, valorizzandolo a 360 gradi, quindi Blue Fish Day per noi significa che alla seconda edizione significa scommettere, ecco, sul futuro, sulle attività che noi abbiamo, sui prodotti che ci possono valorizzare, in modo da farci conoscere all'esterno, ma anche noi conoscere quello che di prezioso abbiamo. In questo caso è il pesce azzurro, in questo caso è una interlocuzione con l'assessorato regionale, perché il comune di Realmonte è il partner pubblico di questa attività, ci sono tanti partner privati e l'assessorato all'agricoltura appunto ha finanziato questo progetto. Sentivamo poco fa il funzionario che non è l'unico che è stato finanziato, sono diversi, fortunatamente quest'anno molto di più rispetto al passato, quindi si va in una direzione di promozione attraverso la propria storia, ecco, i propri prodotti, le proprie radici. Sono lo chef di Blue Fish Day, ecco, questa manifestazione che dopo il Covid ci ritroviamo nuovamente qua numerosi a festeggiare, ad onorare il pesce azzurro siciliano e i legumi, con una declinazione di legumi molto particolare. Ecco. Che preparazioni questa sera? Allora, questa sera io faccio uno spettacolo di cucina riguardo che si chiama la pasta e fagioli e storie di Capuna, che è una pasta a fagioli a filo, diciamo cremolosa, con un blend di fagioli molto particolari, borlotti e altre due declinazioni siciliane, e un ragù di pesce capone che onora il pesce azzurro siciliano, ecco, la famosa lambuga, ecco qua, tanto per capirci. Il pesce si definisce pesce povero, ma soltanto da una volta veramente, perché ormai anche dal punto di vista economico non è più povero. Questo pesce era il pesce di scarto, quello che mangiavano i pescatori, perché non riuscivano a venderlo perché c'era una sovrabbondanza di questo pesce e quindi lo utilizzavano loro, e quindi era povero per questo, perché nessuno praticamente lo voleva. Oggi questo pesce invece è stato riscoperto per diversi motivi, perché ormai la cucina non si occupa solo più di cibo, ma si occupa di tante cose, cultura, conoscenza del territorio eccetera, e il pesce azzurro fa parte delle nostre tradizioni, fa parte del nostro territorio, quindi si riscopre anche da questo punto di vista, quindi è una scoperta culturale.
ma soprattutto perché il pesce cosiddetto povero è ricco di sostanze nutrizionali che fanno bene al nostro organismo, i famosi acidi grassi, i polizzatori che si sono riscoperti molto vantaggiosi per il nostro organismo nel prevenire delle patologie cardiovascolari. E quindi ecco che invece di andarle a comprare praticamente in farmacia lo possiamo assumere assumendo questo cibo, questo tipo di pesce che tra l'altro risulta essere particolarmente buono e conosciuto dalle nostre nonne o mamme. La regione siciliana ci ha sempre creduto, ha sempre promosso questo tipo di pesce. Sì, ci ha sempre creduto e continua a crederci ancora oggi, anzi lo riproporrà sempre maggiormente con queste misure e con queste iniziative che vengono finanziate grazie ai fondi FEAMP. La misura è la 568, proprio dove finanziamo questo tipo di iniziativa alla ricerca del territorio, come dicevo prima, allo sviluppo e alla conoscenza del pesce azzurro, delle tecniche tradizionali di pesca di questo tipo di pesce, non le famose volanti, cioè le reti a strascico che deturpano il nostro territorio, ma le famose rete da posta, ricordo le anciove di maglia del territorio del catanese, di Acitezza, ormai attrezzi quasi del tutto scomparsi. Ecco, noi riproponiamo questo tipo di pesca, diciamo che vogliamo sostenere e far conoscere al territorio, ai nostri concittadini siciliani, questo tipo di pesca, che è una pesca sicuramente che è rispettosa del territorio, una pesca che rispetta il mare e il pescatore e che fa bene alla nostra salute. La dieta mediterranea è il toccasana per la nostra salute e il pesce azzurro la celebra perfettamente. E il pesce azzurro non deve mancare nelle tavole di tutti, perché ci arricchisce di tante sostanze che fanno crescere in salute e invecchiare con successo, ma cucinato secondo tradizione, secondo la cultura siciliana, ci permette di mantenere vivi usi, costumi, materia prima e di fare conoscere il nostro territorio meraviglioso, il nostro mare, le nostre bellezze che ci hanno fatto diventare centenari, e quindi il nostro messaggio è questo: dobbiamo mangiare bene, dobbiamo promuovere cultura, dobbiamo promuovere il nostro paesaggio, il rispetto dell'ambiente e l'educazione di questi valori anche ai nostri figli, che devono essere ambasciatori di questo stile di vita. È assolutamente fondamentale il pesce azzurro, come quello che è la dieta mediterranea, però quella vera, rivisitata. Io dico quella di mia nonna, ci sono alcune cose che non vanno usate normalmente, però il pesce azzurro è meraviglioso per le qualità dei suoi grassi. I grassi insaturi che il pesce azzurro contiene sono assolutamente protettivi sia per le malattie cardiovascolari, sia per i tumori, sia per le malattie cronico-degenerative in generale. Ci sono studi importantissimi che hanno dimostrato come mangiare pesce azzurro condito con l'olio extravergine d'oliva, in modo particolare poi quello nostro siciliano che ha il sole e quindi ha proprietà meravigliose, ci aiuta per la prevenzione. Oggi in questa giornata qua, stasera, voi vedrete come si può usare, come si può cucinare il pesce azzurro, che tutta la gente dice la dieta mediterranea vuole il pesce, oppure tu usi il pesce, costa assai, ma noi ancora, certo è aumentato il pesce delle sarde, dello sgombro, del capone, di queste cose, ma noi spendiamo un poco di più, però guadagniamo in salute, quindi speriamo di poterlo usare sempre questo tipo di alimento, fino a quando, perché tanto serve pure per la protezione dell'ambiente.